soffre soltanto d'amore. Chi continua a sbagliare il rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! A chi sbaglia a fare le strisce. Ciao! A chi invece avvelena le fissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro. E c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, basta una persona, che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, basta avere un'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di... Buongiorno, ringrazio il professor Luigi Galimberti, presidente Fondazione Novella Fronda, medico, psichiatra, tossicologo. Buongiorno professor Galimberti e grazie di aver accettato l'invito. Saluto anche Alessandro Cecconi, educatore professionale, papà di Matteo che si è suicidato. Grazie anche a lei Cecconi veramente per metterci la faccia, per capire che forse tutti quanti dobbiamo muoverci, fare qualcosa, magari una piccola goccia, ma metterci assieme perché abbiamo 4 bulletti che stanno tenendo in mano il paese. Questa è la verità. Non sono bulli a caso, c'è sempre un retroscena, forse qualcuno dovrebbe guardare dentro a questi ragazzi di più, ascoltarli di più, bisogna fare più prevenzione, non dargliele sempre tutte vinte, pene incredibili, leggeri, io ne so qualcosa perché ne ho più di qualcuno con il mio banco solidale con rieducazione. Allora partirei proprio dal professor Luigi Galimberti. Cosa sta succedendo? Il mondo va avanti, per me non è cambiato niente, solo che adesso abbiamo i social che veramente amplificano tutto quello che succedeva, ma magari non quei numeri che abbiamo oggi, ma anche i tempi nostri. Ecco, mi ricordo benissimo questi coltellini, questi coltelli che giravano tranquillamente anche tanti anni fa da parte di qualcuno, non di tutti. Forse c'era più paura, ecco, ci si esponeva meno. Cosa ci racconta, professore? Cosa sta succedendo a questi ragazzi? Non tutti, perché la maggioranza sono bravi ragazzi, dobbiamo dirlo, abbiamo dei bravi giovani. Prego, professor Galimberti, e grazie. Grazie, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ecco, io credo che il problema vada affrontato in una visione piuttosto ampia che parte dall'interrogativo a cui è importante dare una risposta: se questa generazione rispetto a tutte le altre che ci hanno preceduto è in sintonia con quanto accaduto di generazione in generazione nei tempi passati o si trova in un contesto radicalmente nuovo e profondamente diverso da tutti gli altri.
Su questo gli esperti stanno dibattendo, ma l'orientamento, per usare una metafora, è che ci sia una svolta storica che va completamente riletta e compresa a fondo, un po' come è accaduto nel corso dello sviluppo degli armamenti bellici. Arrivati alla bomba atomica si è arrivati a un punto di arrivo e non si può considerare che la bomba atomica sia un passo inevitabile lungo un progresso che la scienza fa nella scienza purtroppo della guerra. Anche qui i social network rappresentano una svolta che ha in qualche modo sparigliato tutte le carte e di fronte alla quale dobbiamo, come giustamente ha detto lei, prendere delle misure di prevenzione che però abbraccino non il singolo o singoli gruppi di fenomeni o di persone, ma l'intera collettività. E poi, se sarà di vostro interesse, vi posso anche spiegare qualche idea che abbiamo messo a punto con la Fondazione Novella Fronda, che ci stiamo cercando di realizzare anche con l'aiuto di radio e televisioni come la vostra. Prego, racconti professore, perché l'ho invitata proprio per cercare anche di capire anche noi come possiamo far per prevenire. Prego professore. Allora guardi, nell'essere umano, nell'essere vivente, ci sono degli equilibri, partiamo proprio dalle basi fondamentali, come quello che ci può essere tra il sodio e il potassio. Una serie di sali sono stati ereditati nei miliardi di anni che sono passati dalla comparsa delle prime forme di vita nel pianeta, e quando le rocce si sono sciolte negli oceani hanno prodotto una condizione di salificazione particolare che poi abbiamo portato dentro agli organismi viventi e che ci ritroviamo ancora al giorno d'oggi. Faccio un esempio molto semplice: il rapporto tra sodio e potassio devono rimanere in equilibrio, perché se il potassio scende sotto un certo livello possiamo andare incontro a morte per arresto cardiaco. La stessa situazione si verifica all'interno dei cervelli. I cervelli hanno determinate molecole, determinati neurotrasmettitori come il sodio e il potassio, ma sul piano del funzionamento cerebrale, quali ad esempio un neurotrasmettitore legato al piacere che è la dopamina e un neurotrasmettitore attraverso cui si forma la felicità, che è la serotonina. Se questi due neurotrasmettitori, come proprio il sodio e il potassio, non rimangono in equilibrio e l'equilibrio si sbilancia soprattutto per una stimolazione eccessiva e prolungata del piacere attraverso chiamando in causa continuamente la dopamina, si va incontro, come sta accadendo negli ultimi 30 anni, ad una progressiva sensazione di insoddisfazione di tutta la collettività, a una progressiva sensazione di vuoto, a una progressiva situazione di tristezza e di insoddisfazione profonde. E se si vuole raddrizzare la barca, si deve assolutamente passare attraverso quegli interventi che devono essere, prima che individuali, devono essere economico, politici, sociali, genitoriali, familiari e individuali. E questo ha lo scopo di modificare, in senso opposto a quello che sta accadendo da alcuni decenni, l'equilibrio tra questi due neurotrasmettitori. La funzione fondamentale che è andata persa e che, secondo gli studi che stiamo facendo con la Fondazione, occupa un tronco comune a tutta una serie di comportamenti, inappropriati, che interessano e colpiscono soprattutto i giovani, questa situazione può essere raddrizzata soprattutto cominciando a far dormire le persone le ore
che sarebbe giusto che dormano. Nei ragazzini piccoli queste ore sono non meno di 10-12 e queste ore in cui si dorme sono fondamentali a produrre questi neurotrasmettitori di cui parlavo, la cui mancanza di equilibrio è responsabile di gran parte di tutte le cose che non funzionano, soprattutto nel mondo giovanile. Oggi lei citava il bullismo è una di queste ramificazioni. Allora, professor Galimberti, veramente sono onorata di averla ospite e di capire cosa sta succedendo. L'ha spiegato talmente bene, il sonno è fondamentale. Questi genitori devono controllare, devono vedere come vive il figlio, se dorme, se mangia, tutti assieme. Non si può passare sempre il cerino a qualcun altro. Di tutti è un po' la colpa se siamo arrivati a questo punto. Allora sentiamo anche cosa ne pensa, così facciamo respirare il professor Galimberti, e grazie. Alessandro Cecconi, questo papà che ha vissuto sulla sua pelle, sta vivendo questo dramma, questo dolore che non passerà mai, ma che cerca di metterci la faccia, di capire ancora cosa è successo, o sbaglio, Cecconi? Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Sì, io ho ascoltato il professore quello che ha detto e sono molto d'accordo, perché noi ci troviamo proprio in un'epoca di transizione che passa da un mondo analogico ad un mondo digitale, in cui anche il modo di comunicare, di vivere dei ragazzi passa tutto attraverso i social. È un modo di vivere completamente diverso rispetto a quello che c'era ma un decennio fa, neanche decenni, bastano 10 anni, 20 anni, è cambiato completamente. E poi tutti i bisogni vengono soddisfatti e i ragazzi, i bisogni primari, i bisogni di base sono tutti soddisfatti e protetti. Non c'è più la capacità di creare della resilienza, la capacità di resistere alle frustrazioni, la capacità di crearsi una propria modo per andare avanti, una propria barriera, un proprio scudo, una propria corazza, una propria capacità di essere. E questo porta che tutto quanto passa attraverso quello che è l'uso dei social e di contatti, di riscontri che possono essere gratificanti e, come diceva il professore, c'è una sovrapposizione, una sovradimensionamento di stimoli. E il sonno sì, il sonno è sicuramente importante, perché ragazzini di 13-14 anni che vanno a letto col telefono e cui l'ultima cosa che fanno è chattare, la prima cosa che fanno al mattino è aprire il cellulare, sicuramente sacrificano il sonno ad altro, sacrificano il sonno all'uso del cellulare, all'uso dello smartphone, alla connessione perenne che hanno. Però qui c'è un problema che è generale, non è un problema solo di genitori o di ragazzi, è un problema di una società, perché noi siamo una generazione inadeguata, perché noi siamo arrivati a questo cambio epocale in maniera del tutto impreparata. Io stesso, che sono educatore, che ho fatto corsi sul web, sull'uso dei cellulari e su quant'altro, a volte sono in difficoltà su quello che si può e che si riesce a fare. E poi c'è un'altra cosa, che c'è una legge che è inadeguata anche, perché come evolve il mondo digitale evolve ad una velocità in cui la legge, il diritto non riesce a starci dietro, e perché ci sono leggi che non sono in grado di tutelare ciò che i ragazzi ma anche gli adulti in realtà trovano sul web, ciò che è possibile divulgare sul web, ciò che è possibile andare in ricerca e trovare, gruppi di socializzazione, gruppi di condivisione. Mio figlio, sapete, si è tolto la vita, lui ha trovato l'unico aiuto che l'ha trovato in un sito che l'ha polarizzato verso quello che lui pensava, non l'ha distolto, l'ha accompagnato più che convinto in quello che erano i suoi pensieri, ma andando a polarizzarsi verso quella parte senza avere un aiuto contrario. Per cui per questo il web può essere veramente una grandissima risorsa, ma può essere anche un grosso pericolo se lasciato libero come adesso, perché in nome di una libertà
di un diritto alla parola che non è ben chiaro, non c'è una legislazione che riesca a regolamentare una cosa che è così importante. Grazie Alessandro Cecconi per queste parole che ha detto, per questo riconoscere che forse è la società che sta sbagliando, ma soprattutto questa società che non è preparata, come ha detto lei. Nessuno ci ha accompagnato. Adesso inseriscono i psicologi nelle scuole, si parla molto di psichiatria, si parla di cose che fino adesso non si era parlato, questi aiuti al sostegno, questi ragazzi che quando fanno dei test scrivono abbiamo bisogno dell'ascolto, vogliamo essere ascoltati, ma l'abbiamo fatto fino adesso. Adesso incolpiamo chi? A chi dobbiamo passare il cerino? Tutti ce lo dobbiamo tenere in mano, perché è di tutti la colpa di questo non ascolto, di questo dare il massimo anche quando non serve. Il ragazzo non ha bisogno del massimo, il ragazzo ha bisogno di sensazioni, di carezze, di stimoli. È un'età dove sei intrigato, vuoi provare sempre nuove emozioni. Chi è che non l'ha provato? Ma adesso hanno altri mezzi, come dice giustamente lei, come dice il professor Galimberti, non è più quella società, ma non li abbiamo accompagnati, anzi abbiamo i diversamente giovani completamente soli e abbandonati, quasi tutti, e abbiamo i giovani completamente soli e abbandonati. Cosa offriamo? Cosa diamo a loro? E sentiamo anche il nostro Rinaldo, poi andiamo in pubblicità. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il professore ha ragione quello che dice, capisco benissimo, però a sti ragazzi strumenti che li ha, diremo gli altri in mano, dovremmo capire che sti strumenti, perché io da 13 a 14 anni non erano alla loro portata e mi stai buoni portati avanti. Per me non è bullismo, perché copare un altro ragazzo del 15 a 16 anni, bisogna che sia un delinquente, e il bullismo non c'entra niente. Voglio dire, Mirella, ma come si può arrivare a questi fiori possa avere gli strumenti per fare queste robe? Non è mai successo. Capisco che è la mente umana, tutto quello che dico, però è una roba che esempio diamo ai ragazzi, non da futuro, né a scuola, né sul lavoro, in nessuna parte. Cosa fai? I saranno da soli. I vieni su come bestie, tanti si cava perché il 90% dei bravi, ma qui che casca. Il problema è che noi altri grandi li abbiamo messo, ma gli strumenti di poter fare queste robe qua. È semplice, come la natalità, noi capisce come si può fare. Si vuole far crescere la natalità, dare a casa ai giovani un lavoro sicuro, va bene, e un benessere, quindi ti fa 4-5 fiori. Il problema è che mettere tutti questi fiori, va bene, innanzitutto gli esempi che vedevo in altri grandi è ancora peggio. E dopo, purtroppo, devo i psicologi. Rinaldo, devo chiudere perché devo andare anche in pubblicità, ma sei stato molto chiaro, ti ringrazio della telefonata anche perché respira, perché sei uscito da poco dall'ospedale, vai tranquillo, grazie Rinaldo, pubblicità. Non lo so ieri, è appena uscito dalla scuola alle 2:30. Allora la sua mamma ha detto dove vai? Vado a correre un po'. Dopo sono venuti 2 ragazzi qua a casa mia e mi hanno detto che guarda tuo figlio mi ha accoltellato. Non sapevo neanche se è morto. Adesso sono arrivato, ho visto che era morto. Mi dispiace, veramente non so. Come si chiama? Posso chiedere? Si chiama Ayman. Mi dispiace. Lei ha capito chi è stato? Non lo so, te l'ho detto, fino adesso non lo so niente. Io lo so che lui sempre esce, ha sempre fretta a uscire per con i suoi amici a giocare. Oggi ha detto che vado a correre un po', dopo mi ho sentito adesso, sono 2 amici sono arrivati a casa mia, ha detto guarda tuo figlio li hanno accoltellato. Anche io stavo a letto, porca vacca. Non ha il momento per una persona. Dopo non lo so, veramente non lo so niente. Non lo so. Aveva problemi con qualcuno, suo figlio? Mai mi ha detto che ha problemi, non lo so, veramente non mi ha detto mai che ha problemi. Sempre sorridente, sempre ciao papà, sempre ciao mamma. Anche quando viene giusto, lui non beve niente, no. Però non lo so niente, veramente non lo so niente. Dove studiava?
A Besta. Al Besta. A Besta, sì. Dopo niente, no, veramente non lo so niente. Professor Galimberti, ecco questo papà che ha il coraggio però di aggiungere una frase, non so, bravo ragazzo, non so cosa facesse poi mio figlio. Prego, professore. Allora, guardi, la situazione, dunque, quello che ha detto il Cecconi mi trova assolutamente d'accordo, però va collocato all'interno per avere una comprensione profonda del fenomeno, all'interno di quei cambiamenti nel rapporto tra dopamina e serotonina, che è fondamentale ripristinare. Come si fa per ripristinare? Sono due le regole semplicissime: far dormire i ragazzi e non viziarli. Il far dormire i ragazzi aiuta a produrre questi neurotrasmettitori, il non viziarli aiuta a irrobustire il cervello, a controllare gli impulsi. Chiaramente quando abbiamo oggi le morti tra ragazzi che uccidono altri ragazzi sono sempre più diffuse, e la cosa che è sconvolgente è che non ci sono giustificazioni, non c'è una spiegazione che ci convinca di capire perché è successo. Purtroppo la spiegazione è legata proprio in questa profonda alterazione di tipo neurotrasmettitoriale. Che la situazione sia drammatica la vediamo dai dati che sono stati pubblicati al Ministero della Salute da parte dell'Istituto Sanitario, dell'Istituto di Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISS, dove noi facciamo parte del comitato scientifico, e in questo studio sono stati analizzati dati relativi a un campione rappresentativo dell'intera popolazione italiana di giovani tra gli 11 e i 17 anni, e le evidenze scientifiche che sono state raccolte sono veramente sconcertanti e disarmanti. Il 30% di questi ragazzi soffre di disturbi alimentari, e oggi per i disturbi alimentari non ci sono terapie. Il 10% soffre di depressioni, poco meno soffre di ansie, una quantità simile, direi una percentuale simile di disturbi del controllo dell'impulso, e poi via via disturbi da gioco d'azzardo, disturbi da dipendenza da internet e disturbi, novità anche questa importante, di ritiro sociale, che interessa il 2% della popolazione circa, che sembrano pochi ma sono 42.000 ragazzi italiani che si sono chiusi in camera e che non vogliono più uscire. Questa è la situazione, il quadro drammatico. Io non sono abituato, non amo fare denunce, anche se questi dati sono molto importanti da conoscere, se non sono seguite da interventi concreti. La Fondazione sta promuovendo l'unica cosa che riteniamo possa dare un significato a tutte le cose che abbiamo sentito, ed è una class action. La class action vuol dire migliaia, decine di migliaia, milioni di cittadini che dal basso organizzano delle denunce nei confronti dei colossi del web, che sono i veri e unici e principali responsabili di tutto quel che sta succedendo. Per farne un esempio molto concreto, un paio d'anni fa, e questo ricorda molto la morte del figlio di Cecconi, che è una cosa tristissima, un giudice inglese ha accettato una class action per difendere la famiglia di una dodicenne che si era suicidata, e i genitori hanno scoperto poi che aveva frequentato per 2000 volte un sito dedicato a come suicidarsi. Allora, se questa causa verrà vinta da questi genitori, qualcuno del web, del mondo del web, sarà condannato a pesantissime pene pecuniarie. E tutto questo deve essere, gestito dalla collettività partendo dal basso. Non possiamo più sperare che ci siano leggi, interventi statali, interventi nazionali, interventi internazionali che sarebbero farraginosi e non portano da nessuna parte. Da una parte dobbiamo educare i genitori a fare due cose fondamentali per i ragazzi: farli dormire e non viziarli, e da quell'altra parte lavorare per creare questa enorme planetaria rivoluzione, più o meno quello che sta succedendo per l'ambiente, per difendere l'ambiente cerebrale, l'ambiente interno di questi ragazzi, e quindi c'è da fare per tutti.
Allora ringrazio il professor Galimberti, psichiatra di fama internazionale, per questa denuncia che fa. Lui dice: non faccio di solito la denuncia, ma qualcuno se paga e sappiamo chi deve pagare. Ecco, questo web che veramente qualcuno lo sta gestendo ai danni di questi ragazzi molto fragili, forse qualcosa cambierà. Forse, io spero, professore, veramente ci spero molto, ecco, che un segnale arrivi anche da questi giudici con una certa sensibilità, perché bisogna avere anche quella e capire la drammaticità del momento, che non riguarda solo l'Italia, ma io direi che riguarda il mondo intero, purtroppo. Abbiamo Livio da Padova. Cerchi di aiutarci, lei nel suo piccolo cerchi di aiutare la Fondazione a convincere il numero maggiore di persone a diciamo, sposare questo ideale che non ha parte, non ha fazione politica, non ha orientamento di alcun tipo, ma ha solo come unico interesse la salute mentale della popolazione, soprattutto giovanile. Grazie professore, di sicuro. Prego Livio. Ciao Mirella e un saluto al professor Galimberti. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma erano troppo importanti le parole che stava dicendo il professore. Prego Livio. Non preoccuparti. Saluto anche il professor Galimberti. Io, da povero ignorante quale sono, faccio una semplice considerazione su quello che è stato detto. Dunque, diciamo che i giovani non sono stati abituati all'amore, alla ragione, e in questo prevale l'istinto. Quando l'istinto, l'uomo è sempre un essere istintivo, se non viene educato continuamente alla ragione, all'amore, perché quello che muove il mondo è l'amore, è la ragione, è la giustizia, è il dialogo continuo, la ricerca continua di un dialogo tra gli uomini, prevale l'istinto. E allora ecco che i giovani e le nuove generazioni non sono ascoltate, e allora prevale l'istinto. Prevalgono gli istinti più bassi, che sono un retaggio del passato, e purtroppo questo dà luogo a queste esplosioni di violenza, e poi c'è il mondo del web, di internet, eccetera, che ne approfitta. Cosa ne pensa il professor Galimberti? Vi ringrazio. Allora, prima di far rispondere al professor Galimberti, vorrei anche un parere di Alessandro Cecconi, che è un educatore professionale. Prego Cecconi. Sì, abbiamo sentito il professore, la mia opinione e anche quella delle persone al telefono. E quello che ci rendiamo conto è che è un problema complesso, non è un problema delle facili soluzioni. E quello che è un punto fermo invece è che c'è un cambiamento, c'è stato un cambiamento epocale. Io suggerisco a chi può di vedere The Social Dilemma, che è un film documentario sui grandi gruppi del web, e poi di vedere, se possibile, una puntata di Presa Diretta di qualche settimana fa che ha parlato proprio di questo, e ha parlato anche della ragazzina a cui ha fatto riferimento il professore, e ha raccontato molto bene la storia di quella ragazzina. Voi, come sapete, io lavoro in comunità. La comunità, la prima cosa che fa è dare un luogo accogliente, un luogo fatto di persone che accolgono. L'altro pilastro della comunità è dare regole. E le regole sono il canone di bellezza della vita società, perché ti permettono di sapere come muoverti, comportarti ed agire. Le regole creano sicurezza, stabilità, e una volta che sono fatte proprie, le regole sono i ragazzi stessi che vogliono e fanno in modo che anche gli altri ragazzi le rispettino. Per cui secondo me bisogna, quello che possono fare le famiglie, questo è un atto importante, e cominciare dalle regole. Molto spesso si demanda questo alla scuola. La scuola è un luogo sì di insegnamento, ma è un luogo che dovrebbe insegnare delle materie specifiche, ha un luogo di insegnamento, di istruzione più che educativo. Adesso molto spesso gli insegnanti sono dedicati più alla parte educativa che alla parte di insegnamento. Di educativa che spetterebbe alla famiglia. Io credo che attraverso le regole noi potremo dare
una stabilità anche dei ragazzi e dei punti di riferimento. È come andare per strada e non avere cartelli stradali, non avere segnali, non avere le righe sotto quando c'è la nebbia che non vediamo le righe sulla strada, non sappiamo più dove andare. Lo stesso i ragazzi che non hanno regole. È vero, Cecconi, quello che lei dice. Adesso sentiamo anche il professor Galimberti che risponderà anche al nostro Livio, ma la mia domanda è anche questa, professore, forse sbaglio io. Io frequento queste comunità, Cecconi, e lo dico anche al professor Galimberti, e vedo e ascolto. È vero che hanno tutto, sono molte, non tutte, molte, però io li vedo ghettizzati. Se passano per la strada, noi diciamo, eccoli là i drogati, eccoli là quei delinquenti, eccolo là il tossicodipendente, eccolo là il mongoloide, eccolo là l'handicappato. Non parliamo di inclusività. Allora forse sarebbe ora di parlare di inclusività, professor Galimberti, perché se io voglio rieducare il ragazzo lo devo fare anche respirare, vanno bene le regole, va bene tutto quello che ha detto Cecconi, sono completamente d'accordo che hanno bisogno di regole e di disciplina, però bisogna farli anche respirare assieme alla società, non dividerli. Perché dividerli? Io faccio fatica ad averli, professor Galimberti, perché guai a riprenderli con le telecamere. Perché? Perché ha fatto qualcosa che non va bene, ma cosa c'entra? Ha sbagliato. Li vedi che sono insofferenti, hanno bisogno di aria, di respirare, di fare sport, di giocare. Li vedi, io li vedo, professore, quando vengono qualche volta in passeggiata, tanto è vero che ieri avevo il CEIS, il direttore generale del CEIS, ho parlato con lui di questo e mi ha dato ragione. Non è che abbiamo ghettizzato tutto, gli anziani da una parte, i bambini da un'altra, i giovani che sbagliano nelle comunità, ma dopo la comunità cosa c'è? Cosa offriamo? Prego, professore. Allora, qui l'argomento si differenzia in tanti rivoli ed è complicato affrontarli tutti. Io vorrei fermarmi ad una considerazione generale, cioè la società può essere inclusiva se la parte che include è una parte soddisfatta di se stessa. Allora, noi dobbiamo lavorare perché le persone crescano senza avere delle esigenze particolari di provare particolari piaceri, di provare particolari situazioni di eccitamento, eccetera. Una società inclusiva è una società in cui il cervello è ben equilibrato e quindi disponibile ad ascoltare l'altro, ad ascoltare il sofferente, ad ascoltare il bisognoso, eccetera. Se una persona non è soddisfatta interiormente e se noi non lavoriamo perché l'educazione porti attraverso le regole, e io aggiungo attraverso il sonno che è una delle regole fondamentali, ecco, sarà ben difficile che noi possiamo accettare il diverso e andremo incontro a tutte quelle situazioni di tensioni, di litigi, di conflitti che osserviamo sempre più frequentemente, perché la società intera oggi non è soddisfatta. E non è soddisfatta perché il cervello è stato modificato per colpa soprattutto delle ultime epocali scoperte in campo internet, non è soddisfatta perché appunto questo squilibrio è stato profondamente accentuato negli ultimi anni. E per rispondere a Livio sull'istinto, adesso c'è l'istinto, come commenta professor Galimberti? Ma gli istinti sono due, c'è un istinto aggressivo e c'è un istinto, diciamo, alla crescita, allo sviluppo, all'amore, alla simpatia nei confronti del proprio simile. Questi due istinti fondamentali esistono da sempre e sono, diciamo, in qualche modo alimentati da quei neurotrasmettitori che le dicevo. Se noi alteriamo l'aggressività, nasce perché? Perché l'animale deve difendersi o deve attaccare per nutrirsi e per non morire, deve difendersi per non morire. Anche l'uomo deve essere aggressivo qualche volta dentro certi limiti per difendere se stesso e deve essere anche in grado di esprimere un amore, un'empatia, una simpatia con l'altro essere umano. Ecco, questa situazione, gli istinti sono questi due a cui si riferiva il signore alla telefonata. Se questi istinti non viaggiano in equilibrio tra di loro, succedono disastri. Oggi l'aggressività, che è quella che passa attraverso il neurotrasmettitore dopamina,
sta prevalendo giorno dopo giorno, a discapito di quella che è la capacità di provare simpatia e empatia per l'altra persona, per il coetaneo, per la persona sofferente. Questo degli istinti è un concetto molto importante e dal punto di vista scientifico viene, riportato all'interno dei due istinti fondamentali di tutte le specie viventi, che sono l'aggressività e l'empatia, la felicità, l'appagamento, la sensazione di essere delle persone che sono contente di stare a questo mondo. Grazie professore, aver risposto anche al nostro Livio Cecconi. In merito a quello che ho detto io, lei come commenta? Sì, credo che l'integrazione sia un fattore fondamentale, però io mi farei riferimento a quello che ha detto all'inizio proprio il professore, quando ha parlato del fatto che ci sia un fondamentale cambio di confronto di società, com'è la società di una volta, com'è quella di adesso. Se noi ci ricordiamo certi libri che abbiamo letto da ragazzi, il cuore, i ragazzi delle avere palle, certi atteggiamenti sono tipici dell'età adolescenziale, poi vengono esasperati. Quello che adesso bisogna capire e vedere è se c'è qualcosa che ha influenzato su questo qua. E io credo che sia molto vero quello che dice il professore, perché lui parla di uno squilibrio chimico, poi di uno squilibrio che viene generato però da qualcosa. La causa di questo squilibrio sono il nuovo modo di comunicare, il nuovo modo di socializzare, il nuovo modo di essere gratificati, e una gratificazione continua, perché come dicevo prima non c'è più la capacità di resistere alle frustrazioni. Non vorrei impellere il discorso, però parliamo anche dei voti a scuola. I voti a scuola è vero che possono creare stress, ma se incominciamo fin da piccoli in un certo modo ad abituarci alle piccole frustrazioni. Io mi ricordo che ho fatto l'esame di seconda elementare, l'esame di quinta elementare, l'esame di terza media, l'esame delle superiori, e piano piano mi sono abituato a delle frustrazioni. Non mi sono trovato in quinta superiore o all'università a dover fare gli esami e non avevo mai passato nessun altro esame. Per cui credo sia importante aumentare la resilienza e diminuire, come dice giustamente il professore, le forme di stimolo e di sollecitazione della dopamina. Però Cecconi, dobbiamo anche dire che se questi ragazzi vanno a letto col cellulare o che chattano in continuazione, ci dovrebbe essere anche un genitore che guarda e che toglie questo strumento, perché sai che questo strumento fa male, però non è sempre facile, oppure c'è questa paura di mettersi in gioco, di proibire. Ecco, è difficile proibire, è più facile lasciar fare perché si è tutti stressati, perché si è tutti stanchi. È difficile dire no o proibire. Lei è un papà, è stato un papà, ha perso un figlio, cosa può dire? Certo, la cosa più difficile è dire no. Noi avevamo le regole, il cellulare si usava entro certi orari e la sera si lasciava giù. Si metteva giù prima di cena e poi dopo cena non si prendeva più in mano. Questo ovviamente fino ad una certa età. Secondo me è importante sapere quando dare il cellulare in mano ai ragazzi, e questo è un grosso problema perché andrebbe dato dopo le medie, ma alle medie già ce l'hanno tutti e chi non ce l'ha si sente escluso. E allora il genitore dice: cavoli, sto facendo qualcosa di dannoso per mio figlio perché lo faccio sentire diverso. In realtà ci vorrebbe più solidarietà da parte di tutti i genitori, tra genitori, quella che è comunità, quello che una volta era una comunità che nasceva in maniera spontanea, cioè i genitori erano d'accordo fra di loro. E per cui bisogna stabilire anche qua delle regole, ma è il genitore che gestisce il cellulare negli orari, nei tempi, e si riesce anche nei modi molto difficili, perché in realtà i ragazzi lo sanno usare molto meglio di noi e riescono ad andare dove vogliono e nascondere dove vanno, ma per noi è molto difficile. Però perlomeno stabilire con gli orari, non usarlo dopo cena, non usarlo guardando la televisione perché fai due cose contemporaneamente, usarlo per quello che serve. Può essere uno dice: vabbè, cosa faccio con le medie? Si può dare, se c'è il problema della sicurezza, si può dare un cellulare senza connessione internet, hai bisogno di chiamare o di essere chiamata, ti tranquillizza questa cosa qua, ha un cellulare normale.
E questo qua, poi se ne parlasse nei consigli di classe, se si parlasse nei gruppi di genitori, questo sarebbe importante, perché poi il ragazzino che arriva con lo smartphone di ultima generazione e l'altro che ha un Nokia del anteguerra, e chiaramente c'è una disparità. Ma proprio questo che servirebbe, un modo di educare simile e comune tra tutti. Non so se sapete, però sta nascendo questo comitato genitori contrari al cellulare, si stanno mettendo in gioco, è molto importante, qualcosa si sta muovendo piano piano, ma l'importante è muovere, ecco, questa inclusività anche tra genitori, perché sono loro che hanno in mano la salute dei loro figli. Il ragazzo col cervello cresce non fino a 12, 13, 14, ma fino quasi a 20 anni, perciò va accompagnato assolutamente con delle regole anche precise. Allora, professor Galimberti, come ci saluta? Poi sentiamo anche Cecconi. Cosa vuole dire, professore? Ma io credo che tutte queste cose che sono state dette sono tutte assolutamente condivisibili. Bisogna che noi cambiamo una modalità culturale che preveda l'osservazione contemporanea del cervello, del corpo, della mente e dell'ambiente in cui vive l'essere vivente, cominciando dai cuccioli dell'uomo fino dal momento in cui vengono al mondo. Questa visione delle cose prevede che ci sia un cambiamento culturale a cui alludeva Cecconi, che faccia sì che le regole suggerite da lui, che sono molto corrette, ecco, divengano patrimonio culturale. Faccio un esempio molto chiaro, anche se metaforico. Quando è stato proibito l'uso del fumo di sigarette, prima nei locali pubblici e poi nei mezzi di trasporto via di questo passo, il fatto che il fumo faceva male e che doveva essere relegato in spazi molto ben circoscritti ha modificato il mondo del rapporto tra individuo e fumo di tabacco. Questa rivoluzione culturale che è avvenuta per il fumo oggi dovrebbe essere trasferita alla gestione dei cellulari e di tutto il mondo di internet e della comunicazione informatica. E noi, la conclusione ultima, come fondazione ci stiamo veramente molto dando da fare a titolo personale perché questa cultura possa diffondersi e chiunque volesse in qualche modo associarsi alla nostra mission, che è una missione molto importante che parte dal cervello per arrivare fino alle class action, come abbiamo detto, è assolutamente benvenuto. Grazie al professor Luigi Galimberti, tossicologo, psichiatra di fama internazionale. Avete ascoltato le sue parole, mettetele in atto, cerchiamo tutti quanti di fare rete, di unirci, ecco, di fare questa cosa anche piccolina ma che può diventare molto importante, molto grande, anche perché costa quasi zero, costa niente, basta crederci in quello che ha detto il professor Galimberti, che lo ringrazio ancora per essere stato con noi. Grazie professore, veramente grazie. Cecconi, grazie. Come ci saluta? Beh, intanto ringraziandovi e poi mi hanno colpito le ultime parole del professore, perché è una cosa a cui non avevo mai pensato. È stato molto bello l'esempio fatto sul fumo. Adesso per noi è impensabile fumare in un cinema, fumare in un bar, fumare in presenza in un luogo chiuso, in una scuola, ed è proprio un cambio di prospettiva. Bisogna proprio avere una diversa prospettiva. Favorevole. Quello che serve, l'ha detto anche lei, è una comunità educante, non demandare solo i genitori non deleghino solo la scuola, ma una comunità che educa. Grazie Alessandro Cecconi, educatore professionale, papà di Matteo. Ricordiamo di questo ragazzo che si è suicidato, che si sta rimboccando le maniche per capire cosa fare e come aiutare altri ragazzi, altri genitori, ma soprattutto dobbiamo fare rete e aiutarci tra di noi. Grazie, pubblicità. Grazie.
E vi presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Michela Bardi, madrina ideatrice della Forza in Passerella e referente di Caffè Coraggio, che voi avete già conosciuto e che ringrazio di essere qui questa mattina, con Rosa Tanda, una donna in rosa che sfila in passerella, ha avuto la diagnosi 3 anni fa ed oggi è purtroppo in recidiva. Però la vita merita di essere vissuta con il sorriso. Dice, insieme è più facile. Io ringrazio anche Rosa Tanda di essere qui, di metterci la faccia, come facciamo spesso noi donne, capendo che forse non è il momento di vergognarsi ma di parlare, perché solo così si può fare prevenzione, anche perché siete talmente belle tutte quante che veramente io direi che è anche un onore per certi uomini guardarvi, solo guardarvi è un onore, e forse qualcuno dovrebbe capire che si deve mettere in gioco di più, soprattutto con il rispetto verso questa figura di donna, anche con le parole. Salutiamo anche il dottor Giampiero Avruscio, collegato con noi da Padova, presidente AMPO, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie dottor Avruscio, grazie di essere qua con noi e di portare anche questa mattina la sua testimonianza. Allora io partirei proprio da Michela Bardi. Ecco, è passato del tempo, però tante manifestazioni, tante passerelle per parlare di prevenzione. Prego Michela. Sì, noi continuiamo con le nostre sfilate. Queste servono a dare di nuovo la loro femminilità alle donne. A breve faremo la 5ª edizione a Volpago del Montello, a Villa Spineda, il 30 giugno. Siamo arrivati a portare 50 donne, di cui più della metà donne nuove. E quindi donne che hanno appena avuto la diagnosi, sono ancora in trattamento o che hanno appena fatto l'intervento. Quindi vogliamo dare l'occasione di vivere e di ritrovare veramente la loro femminilità. Come tu avevi aperto, c'è una bellezza e forse purtroppo la malattia la fa venire fuori ancora di più. Noi cerchiamo di portare la prevenzione, l'unica arma che noi abbiamo è proprio prevenire, e noi proprio il nostro motto è non aver paura di fare i controlli, ma aver paura di non farli, perché a volte il farlo, è vero, può darti la diagnosi, però può anche salvarti, e il non farlo invece potresti arrivare tardi. Noi cerchiamo di portare questa parola, prevenzione, ma a 360 gradi. Poi noi in passerella non portiamo solo donne colpite dal tumore al seno, ma portiamo donne che hanno avuto questa diagnosi, non facciamo distinzione di nessun genere. Ogni persona deve avere la sua dignità, ogni donna deve ritrovare la sua femminilità, e noi siamo qui per portarle per mano, per tenerci per mano, per aiutarci, per consigliarci, per capire come andare avanti, perché veramente la solitudine può farti chiudere la porta. Insieme, tenendoci per mano, è molto più facile affrontare tutto con il sorriso. Noi domenica eravamo alla Treviso in rosa, eravamo quelle con le lettere più grandi, avevamo la parola previeni. Vediamo se riusciamo a vedere qualche immagine, prego. E quindi la prevenzione per noi è fondamentale, prevenzione fatta bene, proprio noi diciamo, è una parola che diciamo spesso, è conosciamo noi stesse, io tratto soprattutto il seno perché è quello che ha colpito me 6 anni fa, ma vuol dire conoscere il nostro seno, accarezzarlo, vedere se ci sono cambiamenti, come ogni giorno ci laviamo il viso, e che se succedesse di avere un brufolo, dice oddio cos'è sta roba, anche conoscere il nostro seno magari ci dà la possibilità di capire se c'è qualcosa che non va. Ascoltare il nostro corpo, fondamentale questo, non vuol dire che ogni giorno dobbiamo essere dal medico, questo assolutamente no, però dobbiamo ascoltare il nostro corpo e capire i segnali che ci dà. Perché il corpo parla e tu devi ascoltarlo. Dottor Avruscio, come commenta queste parole? Intanto vediamo le immagini di domenica, guardate, ecco la Lilt, qui stiamo vedendo cosa è riuscita a mettere in piedi, più di 10.000 persone, parlo di persone perché non c'erano solo donne, ma c'erano anche uomini, queste donne che si mettono in gioco, che cercano di fare prevenzione. Prego, dottor Avruscio. Grazie Mirella, intanto saluto lei, le sue ospiti e tutte le telespettatori e telespettatrici che sono affezionatissime al suo programma. Io
Sono lietissimo della presenza di questi ospiti, del messaggio positivo che danno, soprattutto in chiave preventiva, perché vede, sono importanti avere strutture sanitarie eccellenti, pubbliche, però è altrettanto importante la presa di coscienza, l'associazionismo. Padova, tra l'altro, credo che sia proprio la capitale dell'associazionismo, soprattutto sul sociale, perché è importante. Vede, quando una persona soffre di una patologia così importante, così grave, che poi riveste una sfera che è a 360 gradi, per cui poi la famiglia, sono i rapporti sociali, c'è tutta una complessità di cose che non riguarda solamente una patologia, un organismo, ma riguarda anche il cuore, l'anima, la vita a 360 gradi di una persona. E allora, per fortuna, noi abbiamo delle strutture in Veneto soprattutto che sono mirate proprio alla prevenzione. Pensiamo alla mammografia, all'ecografia, ai centri preventivi, arriva a casa delle persone anche l'avviso di quando sottoporsi a questi esami per quello che riguarda il seno, ma anche la stessa cosa per il tumore del colon e via di seguito. Ecco, bisogna sempre rafforzare molto di più questo concetto, cioè il concetto della prevenzione, perché è quella foresta che cresce giorno per giorno, di cui nessuno si rende conto, perché molto spesso sulle prime pagine vanno gli interventi così di trincea, no? Quando si fa un trapianto se ne fanno 17 in 24 ore, che sono importantissime, sono fondamentali, perché richiedono anche lì molta competenza, molta organizzazione, molto spirito di sacrificio, ma ricordiamoci che la vera medicina è quella della prevenzione, di non far arrivare al tavolo operatorio, di cercare di far star bene, continuare a far star bene la persona, e quando la persona neanche si accorge che continua a stare bene, magari non ti ringrazia, come quando esce a una sala operatoria. Per il nostro compito è questo, è quello proprio silenzioso della prevenzione, e lì le nostre strutture sanitarie, il nostro Servizio Sanitario Nazionale deve spingere, deve investire i fondi, perché prevenire è molto meglio che curare. Allora, intanto ricordiamo che oggi è la giornata mondiale degli infermieri ed è anche la giornata mondiale della fibromialgia, però ricordiamo queste figure, questi medici, questi infermieri che non ci hanno mai lasciato solo neanche nel momento della pandemia. Ieri ho avuto ospite anche il professor Zanus, che ha detto: noi c'eravamo, professore di seconda chirurgia del Canfoncello di Treviso, abbiamo sempre cercato di fare il nostro dovere, non ci siamo mai tirati indietro, specialmente gli interventi urgenti, specializzato nel fegato, dove abbiamo visto anche delle immagini, dei video che ha portato il professor Zanus, l'importanza della prevenzione, soprattutto di ascoltare il proprio corpo, di capire cosa puoi fare e cosa non puoi fare, perché con questa storia mi non vo combatta, bevo, fumo, mangio di tutto, cibo, spazzatura, non ne parliamo, però è difficile anche non farlo, non è così semplice, diceva un psicologo ieri. Allora chiediamo proprio a Rosa Tanda, ecco, lei ha ascoltato il suo corpo, questo corpo che a un certo momento gli ha detto: guarda che qua c'è qualcosa che non va e devi metterti in gioco. L'hai sentito, Rosa? Sì, l'ho sentito nel 2018, quando è iniziato appunto un cambiamento della mia vita, diciamo, uno stravolgimento della mia vita, perché poi vivi la vita in base a quello che ti succede, no? Però l'ho sempre affrontato a testa alta, perché comunque avevo 2 bambini piccoli da crescere e non potevo abbassare la guardia, un marito e comunque tutte le persone che mi stavano attorno. Io oggi ringrazio la Forza in Passerella, perché mi ha aiutato e mi ha dato la forza comunque di riprendere in mano il mio corpo, perché è importante
riprendersi la vita in mano. Essere belle, mettersi un bel rossetto, un bell'abito, aiuta a non a dimenticare, perché non si può dimenticare quello che sta succedendo, ma ad apprezzare la vita, accettare la vita così come viene. È difficile, è difficilissimo, però grazie alla famiglia della Forza in Passerella, perché io la chiamo la famiglia, insieme tutto è più facile. Ecco, questo è quello che mi sta succedendo anche oggi. Senti Rosa, quello che volevo chiederti, tu sapevi già che c'era questa possibilità, questa associazione, o l'hai conosciuta dopo? Cioè il primo messaggio che tu hai avuto è stato sì di paura, però conosco questa associazione, so che c'è qualcuno che mi può aiutare, o l'hai scoperto dopo? No, l'ho scoperto dopo ed è stato un onore partecipare alle sfilate, perché casualità le sfilate capitavano proprio dopo i miei interventi, quindi è stato proprio un toccasana per il mio corpo, quindi sì, è sempre ogni volta che sfilo in maniera diversa, perché mi sento diversa, cioè è come se fosse sempre una rinascita del mio corpo. E quindi non vedo l'ora che arrivi anche il 30 giugno perché sarò presente anche a questa sfilata. Allora, dal primo momento, da questa sensazione di paura alla sensazione che non combatterai da sola, ma che ci saranno delle persone vicino a te che hanno già provato, che hanno vissuto quello che stai vivendo tu e che ti accompagneranno in questo percorso, che per conto mio è fondamentale avere questo. Allora andiamo a vedere questa passerella perché è molto bella. Andiamo a vedere. Fa anche rima, passerella molto bella. Combattente è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa c'ha comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo e mai dagli spazi, senza risparmio, andando sempre comunque avanti e niente mai sicuro, e quando è più passato che fu. Inseguendo il principio, un valore, inseguendo l'amore, e ricordati che il tempo non aspetta, assapora ogni momento perché non ritornerà. Dietro ad ogni gesto c'è il percorso di una strada che nel viaggio scopre la felicità. Amore mio, ci sia luce nel disordine, è un racconto che è facile. Ecco queste mani intrecciate, guardatele, però Rosa vuole salutare anche le altre donne che ci stanno guardando. Le salutiamo, Rosa, Michela, certo. dai. Con piacere, salutiamo tutte le nostre compagne d'avventura. Le prossime? Le prossime che sfileranno il 30 giugno con noi. E non abbiate paura. Non abbiate paura perché si rinasce.
Dottora Fruscio, questa passerella, ecco, cosa le fa provare? Lei, che è anche lei in prima fila, ecco, per salvare, per fare prevenzione, l'importanza della donna sempre accompagnata da un fiore, non a caso. Prego, professore. Adesso arriva la voce. Chiedo scusa, era spento il microfono. Tranquillo, tranquillo. Allora, dicevo come è bellissimo e commovente soprattutto vedere la forza che sono capaci di generare queste persone che vivono su di loro una sofferenza enorme, eppure come riescono a trasmettere dei messaggi positivi verso la vita, perché effettivamente la vita non finisce con la malattia, si inizia una battaglia in cui è necessario mostrare proprio se stessi e la propria femminilità, di non rinunciare a nulla, di mettersi insieme, perché effettivamente insieme non è che la patologia diventa meno importante, ma si affronta molto meglio. Quindi io sono grato a queste persone come cittadino innanzitutto, come medico, per tutto quello che stanno facendo e quello che stanno portando avanti. Allora, dottora Fruscio, adesso andiamo su una cosa più spigolosa, ma che so che con lei posso parlarne tranquillamente perché non abbiamo il bavaglio né io né lei. Questa sanità privata e questa sanità pubblica, queste visite purtroppo a pagamento, perché i numeri sono talmente alti che non si riesce ad avere questa visita nel pubblico, ma soprattutto, io ieri ne parlavo proprio col professor Zanus, che dicevo prima, il grande intervento si farà sempre e comunque nell'ospedale, nella sanità pubblica. Qua ti voglio. E allora come la mettiamo e come la metteremo? Che idea si è fatto lei, dottora Fruscio? Ma guardi, dato che sono tanti anni che io sollevo questo problema in tempi non sospetti, ancora prima del Covid, e onestamente pensavo che con il Covid la politica si fosse resa conto di che cosa vuol dire l'ospedale pubblico rispetto alle strutture private che poco o nulla hanno contribuito alla sconfitta del Covid, perché si è risolto tutto o quasi tutto negli ospedali pubblici. Però devo purtroppo rendermi conto che invece il Covid non è servito a nulla, perché effettivamente c'è una volontà politica e questo è indipendente dal tipo di governo, perché è da anni ormai tutti i governi lo stanno realizzando, perché se lei ci pensa, la sanità, il nostro sistema sanitario nazionale si regge già da anni sul privato e mi spiego anche cosa intendo. Perché vede, quando noi pensiamo alla medicina del territorio, per esempio i medici di medicina generale sono liberi professionisti, gli specialisti ambulatoriali esterni, interni, sono liberi professionisti. I pediatri di libera scelta, quelli del territorio, sono liberi professionisti. Ci sono ospedali, poliambulatori, case di cura che sono a strutture private. Poi tutto questo genere di cose, dai medici di base alle strutture private, eccetera, queste poi fanno una convenzione con lo Stato, ma gli unici dipendenti del sistema sanitario nazionale siamo noi medici ospedalieri. E quindi questo che cosa indica? Che poi sono proprio quelle persone che da anni ormai, ancora prima del Covid, poi il Covid ha esacerbato questa situazione, non parlo solo dei medici, parlo di tutto il personale, quindi anche del personale infermieristico, che stanno lasciando gli ospedali per andare a lavorare e a trovare gratificazione al di fuori dell'ospedale. Per cui vuol dire che l'ospedale ormai, così come è congegnato, non è attrattivo per i medici. E il problema però non riveste la categoria dei medici e degli infermieri, perché io non conosco medici e infermieri sono disoccupati, ma conosco medici e infermieri che escono dall'ospedale per poi dopo lavorare
e dappertutto, compreso anche l'ospedale, da liberi professionisti, cioè i cosiddetti medici a gettone, dove effettivamente una guardia di un anestesista viene pagato dai 1.000 ai 1.500 euro a guardia, quando un anestesista ti prende 2.000 euro in un mese e non come una guardia. Quando per esempio in Calabria, come si sa, sono stati presi addirittura dei medici che venivano da Cuba, quindi non si vuole risolvere il problema, non si vuole rendere attrattivo l'ospedale. Ci sono dei concorsi che vanno deserti, ma non perché mancano i medici, perché ripeto, ci sono medici che lavorano dappertutto e vanno all'estero e vanno nelle strutture private e si trovano anche i medici a gettone. Non si trovano medici disposti a venire a lavorare in ospedale. Io, come dicevo anche in altri momenti, le pensi che in provincia di Padova, a Campo San Piero, anni fa, tutto lo staff della pediatria di quell'ospedale, che erano credo 6 medici più il primario, si sono tutti licenziati dall'ospedale per andare a lavorare in altre situazioni, comprese quelle del territorio, perché evidentemente il rischio clinico per un medico che lavora al territorio è minore rispetto a quello dell'ospedale, e dove la valorizzazione e la qualità della vita è anche migliore. Se poi lei pensa che a Padova, nell'ospedale di Padova, fiore all'occhiello della regione del Veneto, i medici ospedalieri e gli infermieri sono i peggio pagati del Veneto, in questo senso allora abbiamo già un'autonomia differenziata per quello che riguarda la sanità e per quello che riguarda il personale, perché nello stesso ruolo i medici di Padova guadagnano meno dei medici di tutte le altre sanità regionali del Veneto. Se non è autonomia differenziata, solo che è un pessimo esempio di autonomia differenziata. Allora io credo che ormai bisogna rendersi conto che mentre per un trapianto, per un problema diciamo gravissimo, allora l'ospedale ancora fa la sua parte, però per tutto quello che è la patologia cronica, per tutto quello che riguarda la patologia degli anziani, eccetera, si fa fatica. Perché? Perché si riversa tutto quanto sul privato. Soltanto nella ULSS 6 Eugania di Padova esistono oltre 200 strutture private convenzionate. Insomma, un motivo c'è se le multinazionali hanno comprato tutti i poliambulatori, ambulatori privati a Padova e in Veneto. Ci sarà un motivo, vuol dire che investire nella sanità privata rende. Perché rende? Perché è finanziata dal pubblico. Il problema fondamentale, vede, non è il discorso di una giusta equilibrio tra privato e pubblico, perché insomma io fondamentalmente sono un liberale, quindi credo, però non è che il privato debba arrivare a sostituire il pubblico, anche perché noi le tasse le paghiamo, la sanità non è quella pubblica, non è gratuita, ma dove sta scritto che è gratuita? Noi la paghiamo in maniera salata con i nostri stipendi, con le nostre tasse, non c'è nulla di gratuito. Voglio dire, perché la stessa cosa che faccio un'assicurazione privata la facciamo come Stato, quindi le tasse si pagano. Allora se si pagano le tasse abbiamo diritto anche ad avere i servizi sanitari, non a doverceli pagare 2 volte, una con le tasse e poi perché costretti ad andare sul privato. Questo non fa bene a questa regione, non fa bene a questo paese, e quindi io credo che però il problema, ripeto, diventa dei cittadini, non tanto dei medici, del personale sanitario, che problemi di lavoro noi non ne abbiamo, però i medici e gli infermieri non è gente, vede, che va a fermare, non so, a bloccare autostrade, a fermare i servizi pubblici, a salire sui tetti, semplicemente se ne vanno a lavorare da altre parti. Poi però quando il cittadino ha un problema di salute serio, dove va? In ospedale, al pronto soccorso, e magari se la prende con quegli infermieri e con quei medici che cercano di fare il più possibile in carenza di organico, con centinaia di persone che non dovrebbero andare al pronto soccorso perché la loro patologia è da curare al di fuori del pronto soccorso, e magari sono presi a pesci in faccia. E questa è veramente una situazione vergognosa, perché vede in galera oppure denunciati, oppure a prendersi le parolacce, non sono le persone
che fanno le delibere, che organizzano la sanità, ma siamo noi medici e infermieri. E questo, mi creda, ci vuole un po' più di coscienza da parte delle persone, che se vogliono protestare io gli fornisco gli indirizzi per dove stanno i nostri politici. Grande, grande professor Avruscio, grande, poi lei è anche direttore dei primari ospedalieri, perciò penso che le sue parole siano veramente pesate, millimetro per millimetro di sillaba. Abbiamo Anna Maria da Vicenza. Ciao Anna Maria. Sì, ciao Mirella, ascolta, devi predicare, ti prego, perché io sono vecchia. Devi predicare agli anziani di non andare a pagamento. Devi insistere su quella cosa lì, perché guarda che noi non dobbiamo pagare. Siamo ormai ridotti e anche dobbiamo pagare. Faremo una class action, come ha detto prima, per vedere, per muoverci e far capire a qualcuno che esistiamo, ci siamo e abbiamo anche il coraggio di protestare. Dovremmo arrivare a questo. Dobbiamo essere noi. A loro non ne frega niente. Perché a me è successo, vuoi che ti dica? Dopo ti lascio. Guarda, sono andata a Villa Berica. Io sono una che ho avuto un tumore e devo andare purtroppo in tanti posti. Vado e basta. Importa. Allora mi dice, dovevo fare una visita e mi guarda nel registro e dice non c'è posto. Però mi fa dopo subito, però se vuoi a pagamento, devo detto neanche se moro. Devo parai già. Dopo 15 giorni ho avuto la visita. Dobbiamo fare così, dobbiamo metterci d'accordo noi vecchi. Cara. Brava. Cara Anna Maria, è importante, ecco la telefonata di Anna Maria a casa, si sta capendo qualcosa finalmente grazie anche alle nostre trasmissioni, a questa rete che ha anche il coraggio di denunciare le cose che non vanno bene, non di mettere sotto il tappeto ma di tirarle fuori, di parlarne con voi, di dare voce. Allora andiamo a sentire proprio cosa dice Bruna di Rosalulz 7, andiamo a sentire. Non so cosa dirvi, vi ringrazio. Stamattina mi ho sentito il dovere di telefonarvi e dirvi abbiamo l'appuntamento. 7 luglio, ore 14:30, all'ospedale San Bassiano. Non è un semplice appuntamento questo per la signora Bruna, ma una data che rappresenta la speranza di potersi curare. Malata oncologica, operata nel 2022 per un tumore al cervello, Bruna deve sottoporsi a un controllo specifico eseguito solo in un centro di cura a Trento. Una visita questa fissabile solo dopo aver eseguito una risonanza magnetica, prenotata il 7 aprile scorso all'U7 Pedemontana. Io Bassano ho chiesto, guarda che almeno datemela 10, io voglio solo una data, non voglio che me la fate domani, voglio solo una data, avete tutto il tempo da darmi, ma non possiamo, non so, la mettiamo in lista d'attesa. E ho detto no, voglio solo una data, che mi date una data che io possa telefonare da Trento, che mi chiamino a vedere questa risonanza se è fermo o se si è mosso. Un dolore lancinante alla testa che la 76enne di Rosà fa sempre più fatica a sopportare. Una battaglia che Bruna combatte insieme al sostegno di suo marito ogni giorno. Una lotta contro una malattia che passa anche dalla speranza di una visita di controllo, oggi sempre più vicina. Avere la speranza di andare a Trento e farmi curare. Ecco perché è quello che voglio, io non voglio. Dopo il male che ho, perché sono tutto il giorno a letto. Una storia commovente, quella della signora Bruna, che Rete Veneta ha seguito passo dopo passo, anche grazie all'abbraccio e all'aiuto concreto della nostra Mirella Tuzzato. Una storia che oggi forse trova un po' di speranza. Io ringrazio veramente Rete Veneta perché dopo tanti dolori almeno ho una soddisfazione. Mio marito telefona che mi fa l'appuntamento di poter andare a Trento. E se io non vado a Trento, sto sempre col pensiero che si abbia mosso, che non si abbia mosso. Vivo con l'ansia. Allora Michela, tu che hai provato,
Ecco, Rosa, ha provato a sentire questa donna che ha il coraggio anche lei di metterci la faccia, non è sempre facile, di denunciare, di dire aiutatemi perché sono da sola, non ce la faccio. Prego, Michela. Cioè, è difficile vedere una cosa del genere, ti fa veramente male al cuore. Dovrebbe essere tutto naturale, tutto, mi viene da dire, parliamo tanto di tumore, parliamo tanto di prevenzione, parliamo tanto di tante cose, però poi alla fine ci ritroviamo che uno non può fare una visita, una semplice visita, e che la sua speranza è tra 2 mesi. Cioè, cara, lei dice almeno ho una data, ma non è domani, è fra 2 mesi, e per chi è oncologico ogni giorno è un peso e ogni giorno è una fatica, quindi avere delle risposte ti aiuta ad affrontare meglio giorno dopo giorno. Lei dice voglio solo sapere se è tutto a posto, non è che chieda la luna, non è che chieda oddio domani puff, guarisco, come diceva prima il dottore. Questa è la strada, noi lo sappiamo, noi ci diciamo sempre, noi siamo mini vaganti, ce lo diciamo sempre quando sfiliamo, a noi donne. Siamo fortunate, dobbiamo fare i controlli. Io ho donne che hanno difficoltà anche loro a fare i controlli ginecologici, e quelle che prendono il tamoxifene dovrebbero farlo ogni 6 mesi. E ho una mia paziente, una mia donna, no, paziente, scusi, della Forza in Passerella, che è da novembre che sta aspettando l'appuntamento e dovrà rinviare la visita di controllo perché non ha ancora fatto questa visita. Dico, ma viva Dio, ho capito, ci sono problematiche, aumentiamo gli orari se purtroppo una non è una scelta, il tumore non è una scelta, arriva. Noi dobbiamo solo curarci, fare prevenzione anche quando è arrivato, se vogliamo andare avanti. E avere la speranza, come dice la nostra Bruna, che dice voglio una data, almeno quella datemela perché almeno mi organizzo, perché dobbiamo anche organizzarci. Lei poveretta deve andare a Trento, non è che deve andare dietro l'angolo di casa, perciò deve trasferirsi in un'altra regione, non è così semplice. Sentiamo Ida, poi passiamo la parola anche alla nostra Rosa Tanda. Ida da Orsago, ciao Ida. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta, io ho già telefonato un'altra volta, però non mi hanno permesso di parlare con te. Come no? Hanno chiamato... Guai? Vai Ida. Sta attenta Mirella. Hanno chiamato il mio sindaco e il sindaco mi ha passato l'assistente sociale e mi ha detto, io le ho chiesto solo se potevano intervenire perché io ho 6 anni che sono inferma a letto con l'ossigeno attaccato, che non posso camminare perché ho una gamba rotta. Quindi mi ha risposto l'assistente sociale che quando che ho voglia di parlare la chiami. Io volevo dirti Mirella, scusami sai, ma io ho un medico che per farmi le ricette che le manda mia figlia sul WhatsApp, che io ho 81 anni, devo aspettare 1 mese perché mi ritorni a mandare le ricette, e dopo quando me le rimanda manca 3-4 ricette e le medicine me le devo comprare. Sono a letto inferma da 6 anni, non vedo nessuno, Mirella. Ho dovuto fino comprarmi il vaccino perché neanche quelli sono venuti a farmi. Hai capito Mirella? Come che mi ritrovo? Io ho capito che medici non ce ne sono. Gliel'ho detto anche alla dottoressa che non è possibile che qua a Orsago ce ne siano tanti nelle mie condizioni. Sono l'unica, ma lei non ha tempo di venire a darmi un'occhiata. Mirella, ho chiamato il pronto soccorso, mi hanno detto che non hanno l'autoambulanza da venire a prendermi. Cosa ti devo dire Mirella? Mi manchi solo tu, ma mi manchi solo per dire che almeno una volta ogni tanto abbia un medico che venga a darmi un'occhiata, perché non respiro più Mirella, devo morire qua.
l'ospedale non mi vuole. No, non gira così, Ida, non essere così pessimista, Ida, forse te che sono a sbagliare, forse. Cioè, noi te che aperto, doveva aprire la porta, invece qualcuno non l'ha aperta, ma la faremo aprire, lo sai, che abbiamo questo mondo meraviglioso del volontariato che sarà il primo che arriverà a casa tua, intanto per capire anche dove andare a parare, come aiutarti, però sono telefonate importanti, io vi ringrazio donne e uomini di alzare questo telefono, di chiamare con questo cellulare e di far capire che c'è un altro registro che forse qualcuno finge di non sapere o non vuole sentire, invece noi con questa trasmissione facciamo sentire questo registro. Dottor Avruscio, lei è presidente dei medici, soprattutto dei primari, cosa dice a questa donna? Mi devo pagare tutto. Ecco, sì, neppure il vaccino sono venuti a farmi, se è vero è una cosa scandalosa. Prego, professore. È vergognosa e indegna di un paese e di una regione civile. Ora, per carità, bisognerebbe vedere bene tutta la situazione, però è grave quello che è stato detto, perché poi ci sono certe condizioni, come quella della signora, che rivestono un problema non solo sanitario, ma è socio-sanitario, in cui vede anche la convergenza delle strutture, quindi comunali, perché il problema non è solo sanitario della signora, e quando uno è di una certa età e vive una patologia e soprattutto non solo c'è una solitudine anche della propria patologia, ma a volte proprio si è soli, nel senso che non si ha neanche la famiglia, la gestione anche diventa molto molto complicata e difficile, per cui il dovere è quello delle strutture sociosanitarie, perché ci sono le strutture, bisogna farle funzionare meglio perché si occupino dei propri cittadini che hanno dato molto alla società, alla comunità in cui risiedono, in cui vivono, ma anche è importante, e qui anche spezzo un'altra lancia, in quelle che sono le forme dell'associazionismo, ma le forme dell'associazionismo sono un corollario, non è la normalità, voglio dire, è come dire che abbiamo la Croce Rossa e la Croce Verde, non c'è altro. E le autoambulanze, però e capisce il primario, non c'è altro, è l'associazionismo che arriva per primo e mette le pezze dove la politica non riesce a mettere, e per fortuna che c'è. E per fortuna che c'è, però non arriva da Ida. Perché non arriva da Ida? Perché nessuno dà il numero, il nome, il cognome di Ida, dovrebbe essere il medico di base, mi scusi, ma dovrebbe essere lui, visto che abbiamo le associazioni di volontariato che possono alleviare un po' di sofferenza, arrivare a Ida, ma capisce che non vogliono metterci assieme, che ci hanno diviso, perché dividi e ti impera. Questo è il motto di questa sanità, che punta più alle strutture che non alla persona. Non hanno investito nella persona, primario, direttore, non so più cosa dirle perché è l'unico che parla chiaro. Hanno investito sulla struttura, ma se la struttura è senza personale, chi se ne frega della struttura d'oro? Ma chi se ne frega? Ha toccato il punto fondamentale. Sentiamo anche Rosa cosa dice, Rosa, perché io parlo come il direttore che cioè bisogna dirle le cose, ma devi investire sulla persona. Che me ne faccio del letto d'oro se non ho il medico e l'infermiere? Rosa. Sì, è sconvolgente, anche perché siamo nel 2023 e siamo in deficit di personale all'ospedale. Io sono stata operata il 9 di marzo e sono entrata in sala operatoria alle 2 del pomeriggio, ma sono stata in sala d'aspetto prima di entrare in sala operatoria. Quindi sono entrata 5 minuti in stanza, mi sono spogliata, mi sono messa il camice e sono entrata in sala operatoria. E l'indomani mattina non erano passate neanche le 24 ore e sono andata a casa. Quindi ho bevuto un sorso di tè di corsa perché non c'era posto, non c'era personale, perché c'è tanta gente che ha bisogno e non c'è, non si può fare niente. Noi siamo rispetto al personale, siamo tantissimi che abbiamo bisogno dell'ospedale, ma non abbiamo neanche tutte le possibilità di poter andare da un privato
per farci curare. Quindi anche la signora che ha telefonato è veramente una disperazione, e come la signora penso ce ne siano tantissime. Sentiamo cosa dice il dottor Avruscio. Ma sì, perché c'è una volontà politica ben precisa, ripeto, negli anni ormai che non cambia. Il Covid non gli ha fatto cambiare nulla, che è quello proprio di andare sul privato. Questo ormai è palese, le dicevo, no? Perché tutti quanti il sistema sanitario nazionale si fonda sulla libera professione, dai medici di medicina generale a tutto il resto e a tutte le strutture. Vede, se anche il piano PRNN che pensa alle strutture, cioè questo piano è previsto tutti questi miliardi per le strutture. Anche a Padova noi abbiamo necessità, per carità, di un nuovo ospedale, ma si investe e si trovano i fondi per investire sulle tecnologie e sulle strutture. Ma poi il personale, chi ci mette dentro queste strutture? Una persona che va a farsi curare ha bisogno di un medico bravo, oltre che, per carità, di una struttura confacente. Ma noi in questo ospedale di Padova c'è un ospedale con lo Giustinianeo che ha oltre 200-300 anni di storia, eppure ancora funziona, non è modernissimo, però grazie a Dio ci sono dei professionisti, quelli che ancora rimangono, che sono all'altezza, bravissimi, eccellenti. Però voglio dire, se io voglio investire, devo investire sul personale, devo convincere e fare in maniera tale che l'ospedale si renda attrattivo per il personale infermieristico e per il personale medico. Ma se le politiche che si attuano sono quelle di fare andare via dall'ospedale, è chiaro che poi i cittadini ne soffriranno a tutti i livelli, per la patologia cronica, per la patologia acuta e per tutto. Il discorso della signora che è stata operata in 24 vuol dire che ci sono dei medici che sono in grado di farlo, che salvano le vite, e però devi anche considerarle, non puoi, cioè, io faccio un esempio. Vede, l'ho già fatto altre volte, ma tanto per chiarezza, si ritiene che a livello alimentare il pane sia un bene essenziale, e se lei va a vedere la tassazione sul pane, credo che sia il 4%. Se invece ci sono altri alimenti, per esempio il whisky, che è definito un alimento voluttuario, e in cui la tassazione è più elevata, è del 22%. Allora, se io Stato ritengo che la salute sia veramente un bene essenziale per la mia comunità, per me che sono Stato, come per esempio lo stesso l'istruzione, la scuola, se ritengo che sia fondamentale, allora chi lavora in questi ambiti io devo favorirli, allora faccio pagare meno tasse, ma è giustificato perché lo ritengo essenziale. È un po' come i militari hanno, tra virgolette, dei privilegi, no? Per lo studio, quando devono studiare, quando per esempio hanno se devono andare magari, non so, hanno le case, anche la foresteria, le case di vacanza. Perché? Perché sono delle categorie che allo Stato interessano, perché si ritiene importante. Ma nel momento in cui una babysitter guadagna di più di uno specializzando che sta facendo la sua specialità per formarsi, e poi tra l'altro lo specializzandolo per la rete formativa, per tappare i buchi, lo mando in giro per il Veneto a pagare benzina, a pagare salate, come dire, l'appartamento che costa 700-800 euro per una stanza, allora vuol dire che io questa categoria non ce l'ho nel cuore. Però non è nel cuore i cittadini, perché, ripeto ancora una volta, il problema non è del personale. Io non faccio un discorso per me, perché io sono all'apice della mia carriera e io non ho questa intenzione, a me non me ne frega niente dello stipendio, ma io parlo per le nuove generazioni. Il nostro futuro dobbiamo coccolarcelo, dobbiamo formarcelo, non dobbiamo farlo andare via, perché è il nostro futuro, è il futuro nostro, dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri anziani. Se noi non abbiamo, se non rendiamo attrattivo per i nostri giovani questa nostra struttura pubblica, vuol dire che è finita per tutti, vuol dire che noi un domani saremo come la Calabria, come la Sicilia, perché andremo con la nostra tessera sanitaria a farci curare in Germania, in Francia, in Austria, ma da medici italiani che lavorano lì.
Michela, cosa vuoi dire? Sentiamo Michela che ha anche un figlio che studia medicina. Io sono un OS e sono diventata OS dopo la mia malattia. Quando ho finito tutto il mio percorso, l'ultimo giorno di radioterapia mi sono iscritta al corso OS, adesso faccio l'OS perché l'ho ritenuta una vocazione il fatto di donare. Quindi con il cuore, quando il dottore parlava proprio sentivi la predisposizione verso il paziente, che il paziente non è nome e cognome o un numero, perché adesso per la privacy si chiama per numero, cioè facciamo questa cosa, ma è una persona e ogni persona ha il giusto diritto di essere curata. Allora parliamo di prevenzione, parliamo di tante cose che le conosciamo e poi però non diamo la dignità a questi pazienti. Rosa penso che un giorno in ospedale in più, per carità si sta benissimo a casa, però magari tornava a casa un po' con la mente un po' più leggera, cioè tornare quasi sbattuta fuori con una recidiva. Io penso alla sua età, a qualsiasi età rispettosa, però quando sei giovane, quando hai figli, magari hai bisogno di riprenderti te per tornare a casa e dare un messaggio più positivo a chi sta a casa, perché comunque noi siamo mamme, siamo pilastri e veramente un po', non voglio essere femminista, ruota intorno a noi. Noi ci confrontiamo tante volte anche con Rosa, con la nostra styling, con il nostro gruppo di lavoro per la Forza in Passerella, perché è un gruppo di lavoro che coordina la Forza in Passerella. Quello l'effetto che abbiamo nelle famiglie. Quando vedono queste sfilate e quello che ha colto il dottore guardando il primario, guardando la nostra sfilata, l'energia positiva, cioè noi non ci mettiamo lì a far pietà, ma ci mettiamo lì a dire vabbè è successo, allora teniamoci per mano e andiamo avanti, affrontiamo questa passerella della vita però, e ci diamo informazioni, però veramente dobbiamo proiettarci a un futuro. Anche noi diventeremo, speriamo, anziani e quindi ci fa un po' tristezza sapere che non siamo tutelati dalla nostra sanità che si vanta di essere la migliore. Allora, io chiederei anche a Rosa Tanda cosa vuol dire per te questa mattina sentire le parole anche di questo presidente dell'Associazione Nazionale di Primari Ospedalieri, collegato con noi da Padova, che è il dottor Giampiero Avruscio, dove ha il coraggio di denunciare, che bisogna anche iniziare a parlare, a dire quello che non va. Inutile continuare a dire va tutto bene, ma siamo qua, per carità. Le strutture vanno bene, per carità, ma ci vogliono anche le persone all'interno della struttura. Tu avevi tutto, ma se non avevi il medico che ti operava bene, se non avevi l'infermiere che ti accarezzava e ti metteva un po' tranquilla per far capire che va tutto bene, perché ci sono anche loro, sono la tua famiglia in quel momento, hai loro, e devi avere persone professionalmente preparate, ma perché questo è quello che abbiamo, ma se li perdiamo tu cosa vuoi dire? Tu che stai portando avanti purtroppo questa malattia, ma che stai facendo capire l'importanza anche di quando sei all'interno di queste strutture, prego. Allora io ringrazio chi oggi riesce a capire veramente l'esigenza che ha una persona malata e sapere che c'è comunque chi affronta il problema a testa alta, come appunto il dottore, il primario, e quindi spero che sia un inizio e che le parole del dottore siano di incoraggiamento verso altri dottori o primari e quindi che sia un inizio positivo, ecco. Io sono stata fortunata perché sono stata operata, anche se ho fatto una degenza brevissima, però sono stata fortunata e spero di avere comunque ancora la possibilità di usufruire dell'ospedale in maniera positiva, ecco, come l'ho affrontato fino ad oggi. E niente, sono contenta di aver partecipato a questa mattinata per poter appunto esporre il nostro pensiero, ecco, come Forza in Passerella, e dare una mano a chi ancora parla del tumore come un tabù, ecco. Bisogna fare prevenzione.
perché è l'unica arma che abbiamo per far sì, come ha detto il dottore, non arrivare sulla sala operatoria. Ecco, questo è molto importante. Grazie, grazie Rosa. Allora, Presidente, adesso la chiamo proprio Presidente perché è una voce autorevole la sua, Presidente dei Primari, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Ecco, dopo queste parole, queste telefonate, che appello vuole fare, come ci saluta? Io nella posta metterò il video che lei ci ha mandato, che ringrazia questi infermieri, questi medici, perciò lo manderò nella posta perché oggi è una giornata importante, dobbiamo anche ringraziare queste figure, anche quelle che non ci sono più, che per curare noi ci hanno rimesso la vita, che forse ci dimentichiamo anche di queste figure, perciò oggi nella posta di Mirella le ricorderemo. Prego, dottor Avruscio. Io ringrazio i suoi ospiti perché veramente sono una testimonianza fondamentale e importantissima. Ripeto, quello di mettersi insieme, perché è un atto di coraggio. Io vi chiedo a loro di mettersi insieme ai medici e agli infermieri, che ripeto, io come rappresentante dei primari di Padova insomma posso dire qualcosa senza rischiare, come dire, che mi mandino a casa, mentre tanti medici e infermieri che non hanno questo ruolo, questo non possono farlo, però vivono insieme, noi viviamo insieme ai nostri pazienti questo disagio, perché anche noi abbiamo i nostri parenti, abbiamo le nostre sofferenze e ci piange il cuore, perché noi siamo lì perché la nostra professione in cui, ed è anche la nostra missione, è quella di metterci a fianco dei nostri pazienti, ci piange il cuore. La sentiamo, professore. Ecco, dicevo, io a proposito delle liste di attesa, io vi leggo soltanto due parole di un articolo che è uscito ieri sul Gazzettino, perché sembra che adesso in regione vogliono attuare questa situazione per risolvere le liste di attesa, e cioè c'è l'indicazione ai primari di prevedere più visite nello stesso arco orario. Un esempio: se in un'ora solitamente si visitavano 6 pazienti, dedicando a ciascuno una media di 10 minuti, capite cosa vuol dire una media di 10 minuti, adesso si dovrà salire a 7 o 8, cioè in pratica riducendo non 10 minuti ma anche soltanto 6 minuti, in cui tu non puoi neanche guardare negli occhi una persona per farti raccontare delle cose. Capite che non siamo noi ad organizzare la sanità, noi siamo degli operatori, noi abbiamo alle spalle, ripeto, la politica che organizza la sanità. E allora dobbiamo metterci insieme per rompere e per cercare di rivoluzionare, di cercare di mettere al centro della nostra attenzione, come dovrebbe essere, come è scritto, la persona al centro del sistema sanitario nazionale e non ai margini, e non dare al paziente, quando noi scriviamo un esame che il paziente deve girare il mondo intero, dove procurarselo, ma se noi lo prescriviamo dobbiamo anche prenotarglielo. Sono i percorsi diagnostici e terapeutici che sono previsti ma non si attuano. Mettiamoci insieme, perché le associazioni sono importanti, perché solo le associazioni che possono dare una voce, e la politica si accorge che esistono, perché sono persone che vivono la malattia su di loro. Grazie. Allora passiamo all'ultima telefonata, abbiamo Anna Maria da Cavallino Treporti. Ciao Anna Maria. Ciao carissima. Ringrazio tutte le persone che sono con te e in particolare il primario Giordano. Ho fatto una corsa, scusami, perché volevo ringraziarlo tantissimo. Io ho girato per un anno a Venezia da merenda, perché avevo una massa all'intestino e non riuscivo, avevo sempre sangue occulto, e invece sono andata dal professor Immedio Agrima di Padova, del Giustinianeo proprio, e lui, come mi ha visto, gli altri dicevano coperta corta perché fatto edema polmonari eccetera, e lui, come mi ha visto che soffrivo, mi ha operato immediatamente. Sono fresca dell'operazione,
lo voglio ringraziare lui e tutto lo staff medico, il dottor Scarpa, tutti i primari che erano lì, i dottori, e i laureandi e gli infermieri sempre presenti, sempre di corsa, di sera, di giorno. È un reparto che funziona benissimo, la chirurgia. E ecco, volevo ringraziare tantissimo il dottor Agrima, che è stato umano. Grazie di questa testimonianza, perché veramente sono testimonianze importantissime che fanno ben sperare, perché quando le cose vanno bene noi abbiamo anche il coraggio di ringraziare, di dire è andata bene, grazie, perché noi siamo così. Se qualcuno ci ascoltasse di più forse le cose non sarebbero finite in questa maniera. Allora ringraziamo tantissimo il dottor Giampiero Avruscio, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie veramente di essere stato con noi. Grazie Mirella, e buona salute a tutti. Grazie. Ieri ci hanno anche benedetto, così siamo anche a posto, speriamo bene. Ecco, abbiamo avuto anche la benedizione. Ringrazio anche Michela Bardi, madrina e direttrice della Forza in Passerella e referente di Caffè Coraggio. Grazie anche a Rosa Tanda, una donna che si sta mettendo in gioco per far capire l'importanza della prevenzione, di non aver paura e di credere in queste associazioni per non sentirsi sole. Grazie, pubblicità. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Emilio Viafora, segretario regionale Sunnia Veneto. Grazie segretario di essere qui con noi. Abbiamo collegata anche Elena Bertorelle, presidente Casa del Consumatore Veneto, che vogliamo capire cosa sta succedendo anche con questi prezzi alle stelle. C'è una speculazione incredibile, nel silenzio totale. Qualcuno dovrebbe battere un pugno, nessuno batte niente, e intanto noi paghiamo con prezzi alle stelle che non sono adeguati, ma anche le case, queste case che mancano, questi mutui che non riescono più a pagare, ecco, questa perdita della casa, ma soprattutto i giovani che hanno deciso, come sempre, di metterci la faccia, perché gli altri protestano al bar, protestano in casa, poi dici vieni, ciao, mentre i giovani non hanno solo messo la faccia ma anche la tenda stavolta e hanno detto basta. Allora cosa ci racconta, segretario Viafora? È che siamo di fronte a una vera e propria emergenza abitativa in tutto il Paese, che è determinata da più fattori, per essere chiari anche con la popolazione, con i cittadini italiani. Il primo è di questa natura. Lo Stato italiano non investe nell'edilizia residenziale pubblica. Noi abbiamo un patrimonio di edilizia residenziale pubblica pari al 3% del complesso delle abitazioni. Negli altri paesi civili europei più avanzati oscilliamo tra il 20 e il 40%, dunque c'è una calmierazione oggettiva del mercato. La seconda questione, qual è? Noi abbiamo dismesso molto del patrimonio pubblico, abbiamo impoverito il patrimonio pubblico a favore dei privati senza che ci fosse una regolamentazione. Terzo, sono calati i redditi reali delle famiglie, sono calate le possibilità economiche delle famiglie, e, come si chiama, si è bloccato l'ascensore sociale anche in ragione del fatto che se tu devi mandare un figlio a studiare, soprattutto se fuori sede, tu spendi cifre che sono spropositate rispetto alle possibilità oggettive della famiglia. Questo crea una nuova forma di segregazione sociale. L'ultima questione, però anch'essa importante, qual è? Che non è vero che mancano le abitazioni. In Veneto ci sono 416.000 alloggi sfitti. Il problema è che non vanno sul mercato per una serie di ragioni. Fitti brevi, bed and breakfast, eccetera, che hanno fatto lievitare
va bene, il costo dell'abitazione e hanno portato molte persone a non fittare più a lavoratori, ad impiegati, a professori, va bene, perché preferiscono guadagnare per quella via. Oltretutto non c'è una tassazione sufficientemente efficace per rendere appetibile fittare gli appartamenti e non ci sono forme di garanzia anche per la proprietà in maniera tale che ci sia la tenuta. Non si fanno più le operazioni di manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica, anche quella viene via via dismesso. Questo ha creato un vero e proprio problema, una grande emergenza sociale. Però segretario, mi scusi, è vero per quanto riguarda il privato, perché con le leggi che ci sono il privato può fare quello che vuole, se non ti sta bene giri, perché queste sono le risposte. Ma gli amministratori anche pubblici, pochi hanno capito l'importanza del patrimonio che in tanti ci hanno lasciato, la nostra storia, la nostra memoria. Però è diventato tutto un business. Ma chi se ne frega se mi manca l'ostello? Ma chi se ne frega se apro l'università ma dopo non ho la possibilità di dare a questi ragazzi l'opportunità di avere una stanza con un prezzo decente? Perché si deve fare business, si deve pensare al grande albergo, si deve pensare al grande lusso, alle grandi ristrutturazioni. Noi abbiamo più di 5.000 ville venete, cito una che la cito sempre, non solo la mia Villa Margherita, ma che l'unico sindaco che ha detto non la vendo, rimarrà per quello che ho deciso di fare, che è Mario Conte, perché va detto, non ha detto la vendo, ha detto cercherò i fondi per metterla e dare spazio alle fragilità. Attenzione, sono parole importanti, non sempre si sentono, segretario. Però abbiamo queste ville meravigliose che non sappiamo, è della Casamarca, è della provincia, è di qua, è di là, ma noi abbiamo questi ragazzi che dovrebbero entrare in questi siti perché sono nati per loro, sono adatti a loro. Cosa dice segretario? Sì, ma non si fa ma poco. C'è tutto quanto il grande patrimonio demaniale che viene dismesso e non viene utilizzato. Penso per esempio per quanto riguarda la stessa Treviso, no? All'ex questura, all'ex caserma, che sarebbero luoghi adatti per fare studentati, per dare possibilità anche a lavoratori, perché non dobbiamo dimenticare che oggi parliamo dell'emergenza abitativa anche perché gli studenti hanno avuto la capacità, la forza di metterci la faccia, di metterci la vita, va bene, di metterci le tende, dormire fuori casa, per svegliare un po' questa società che sembra un po' narcotizzata. Ma ci sono anche tante lavoratori, lavoratrici che non hanno un reddito sufficiente per stare sul libero mercato dei fitti. Perché abbiamo il lavoro povero, sempre di più le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese già in queste condizioni. Mutui con tassi che sono veramente incredibili. Ma i tassi intanto non li danno se non hai un certo livello di reddito. Ci sono casi, come si chiama, abbastanza evidenti. L'altra volta è stato un caso clamoroso. Un ingegnere informatico e la sua compagna, che era una ricercatrice dell'Università di Pavia, va bene, che insieme avevano 3.500 euro di reddito e la banca non gli ha dato perché in una città come Milano quello non è sufficiente a coprire le garanzie per far fronte al mutuo. Dunque abbiamo una serie di questioni che vanno via via affrontate. Il PNRR era un'occasione anche perché lì ci sono le misure che dicono che bisogna dare risposta agli studenti, ai ceti più fragili, alle persone più vulnerabili, ma noi non è che è aperta una discussione pubblica, che fare, come diamo... Migliaia di persone, tra l'altro, siccome dopo la pandemia si sono sbloccati anche gli sfratti, noi in Veneto abbiamo 1.500 sfratti in atto e gente che andrà a vivere in macchina, con famiglie che si disgregano perché magari poi madre e figlio vengono messe, diciamo, un po' in alloggi protetti e i padri rimangono per strada. Cioè una situazione che richiederebbe politiche da parte del governo centrale intanto, ma anche poi regionale e delle amministrazioni, un concerto di iniziative per fare fronte a questa emergenza, così come abbiamo richiesto come sindacati degli inquilini, almeno Sunia, Sicet, Uniat insieme a CGIL e Cisloil, per dire, nel piano strategico regionale vediamo quale risorse, invece di facciamo qualche fiera in meno e diamo qualche casa in più.
Allora andiamo a vedere, prima di passare la parola a Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto, questo servizio che fa capire che veramente certe persone sono al baratro totale, tendono il suicidio. Andiamo a vedere questo servizio, Erario Mogliano. Non mi vienono neanche le parole. Sii forte e affrontiamo tutto assieme. Così Giorgio, le lacrime agli occhi, la disperazione nel suo volto e tante domande a cui non riesce a dare una risposta. La moglie, titolare di una piccola azienda di carpenteria metallica a Mogliano, ieri ha tentato di togliersi la vita sotto il peso di una vicenda tributaria che l'ha distrutta. Tutto inizia alla fine del 2019, quando l'Agenzia delle Entrate avvia degli accertamenti fiscali. Nonostante gli accertamenti, noi abbiamo messo tutto a disposizione di quello che loro hanno voluto sapere. Non hanno trovato nulla di illecito e poi si sono accaniti su di noi. Ma scattano due procedimenti, uno penale e l'altro tributario. La donna, ci racconta il marito, viene assolta dal giudice perché il fatto non sussiste. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la ditta di Mogliano avrebbe messo delle fatture false ad un'azienda straniera che secondo l'accusa non sarebbe esistita. Azienda straniera che in un secondo tempo invece sarebbe risultata operativa. A un certo punto sono arrivate altre cartelle esattoriali da molti soldi, da 50.000 a 60.000, da 130.000 euro da pagare entro 30-60 giorni. Il giudice dispone sempre, secondo quanto ci riferisce Giorgio, la sospensione dei pagamenti, ma niente, continuano ad arrivare le cartelle. La donna cade in depressione. Purtroppo lo Stato si accanisce sempre sui deboli e questa è un'ingiustizia, questa cosa qui. Ora Giorgio spera che la moglie, ricoverata in prognosi riservata, riesca a farcela. No, io non pagherò mai niente di queste cose qua, perché io sono nel fatto mio. Se ho fatto un errore lo devono dimostrare, ma lo devono dimostrare con i fatti. Allora, prima di passare a Elena Bertorelli abbiamo Antonio da Padova. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite. Io ho avuto i ladri in casa nel 2010. Ho avuto la fortuna che non era una finanza. Praticamente mi hanno rubato quello che c'è da rubare e poi dopo non li ho più visti. Ma se ti viene la finanza in casa non è più finita. Ti sei già condannato perché ti puoi immaginare. Ma io vorrei dire una cosa, ma noi stiamo piangendo, Mirella, tanti problemi noi piangiamo sempre, invece di... Ma che fine hanno fatto i forconi? Il periodo dei forconi di 12-13 anni fa, che fine hanno fatto? Sembrava che l'Italia fosse iniziata a svegliarsi, poi niente. Anche il forcone, anche il capo dei forconi è andato a mangiare con i ministri e praticamente anche quello si è sparito. Ma guardo qua, io vi dico, ma l'Europa, l'euro, è nato l'euro. Va bene, mettiamo la moneta comune europea, ma devono fare anche il Parlamento europeo. Ma vado qui a vedere il Parlamento europeo, hanno aperto una mostra fotografica al Parlamento europeo. Gesù gay con gli omosessuali, Gesù a pranzo con gli omosessuali. Io permetto che io non sono contro gli omosessuali, a me degli omosessuali non me ne frega niente, ma per quale motivo che in Europa devono mettere tutte quante queste mostre per gli omosessuali? Ma se io sono omosessuale, ma sono cavoli miei, che cavolo vogliono questi qua di Obono? Ma abbiamo altre spese per la testa che pensare che l'Europa deve fare queste robe qua. Mi devi incuccare che praticamente il mio fondo schiena deve essere europea. Ma siamo fuori di testa, Giancarlo, con tutti i problemi che abbiamo. Ma doveva proprio nascere questa Europa. Ma per quale motivo che io devo pagare parlamentari a 32-40 mila euro al mese perché devono andare ogni giorno a destra e a sinistra a Bruxelles, qui e là, a fare che cosa? Purtroppo a prendere i nostri soldi, perché io vedo, e ho fatto caso, che in 20 anni che siamo in Europa è di 20 anni che stiamo messi peggio di prima. Eravamo la quarta potenza, mi ricordo lei Mirella che ce lo ricordava,
dalla quarta potenza siamo finiti dietro la Grecia. Questa è l'Europa. Forconi, dove siete Forconi? Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito Antonio, adesso sentiamo Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore, per ritornare a queste famiglie che non ce la fanno più, a questi ragazzi, a queste donne ammalate che non riescono a pagare le visite private perché non ce la fanno, pensioni da fame, perché dobbiamo dirlo, stipendi da fame, però si guarda altrove. Prego. Beh, innanzitutto saluto lei Mirella, saluto il suo ospite in studio e saluto anche i suoi telespettatori. Naturalmente il video che è stato passato poco fa è un video che fa piangere il cuore, perché questa signora che tenta il suicidio perché pressata da un sistema burocratico, perché io lo voglio chiamare così, un sistema burocratico che è molto macchinoso, ci fa sentire impotenti, soprattutto a fronte di una sentenza del giudice che reputa assolutamente corretta la condotta aziendale di questa famiglia. Naturalmente io mi sento di dire al signore e alla signora, che adesso spero naturalmente si riprenda quanto prima, bisogna comunque avere fiducia nella giustizia. Anche il signor Antonio, che ha chiamato poco fa, che comunque da qui emerge un malessere, perché Mirella, io ho seguito anche gli incontri e gli ospiti che avevi prima di me, prima di noi. Emerge questo disagio, questo malessere, queste criticità in tutti i settori, quindi nell'ambito della salute, nell'ambito della casa, come ha detto il tuo ospite, il segretario Biafora, nell'ambito, adesso abbiamo visto, per quanto riguarda le piccole aziende, le ditte individuali, nell'ambito, aggiungo io, dei consumatori per quanto riguarda il carrello della spesa con i prodotti che hanno subito degli aumenti di prezzo che veramente ci sono famiglie che ricadono in quella che io chiamo una nuova povertà alimentare, perché con questi aumenti di prezzo, mi permetta Mirella una piccola parentesi, con questi aumenti di prezzo del carrello che non sono più giustificati, perché se erano giustificati mesi fa, e anche lì c'era un dubbio che qualcuno comunque facesse speculazione e fosse una bolla speculativa, ma comunque c'erano effettivamente degli aumenti delle materie prime come gas e energia elettrica, ma adesso no, il gas è assolutamente in discesa per quanto riguarda il prezzo. Quindi per quanto riguarda le materie prime c'è stata una diminuzione, ma le persone vanno a fare le loro spese al supermercato e i prezzi non sono assolutamente calati. Questo in cosa si traduce, Mirella? Allora, le pensioni e i salari e gli stipendi sono rimasti uguali. Naturalmente i prezzi delle merci sono aumentate. Cosa succede? Succede che gli italiani mangiano meno, mangiano di maggior scarsa qualità e quindi si troveranno purtroppo, dico io sperando naturalmente, lei sa che io sono sempre ottimista e fiduciosa nella lotta per ottenere dei risultati migliori. Naturalmente speriamo che questa situazione non si protragga, però se si protraesse, scusatemi, cosa abbiamo? Delle persone che per risparmiare, perché non ce la fanno, spendono meno sugli alimenti o addirittura non si alimentano. E si ammalano e dobbiamo curarli. E anche là c'è un punto di domanda. Segretario, come commenta le parole di Elena Bertorelli, questa presidente molto importante perché rappresenta la Casa del Consumatore Veneto? Ma io conosco Elena e abbiamo fatto tante cose insieme nella mia precedente vita in cui mi occupavo anche di consumo. Ma coglio un dato reale, perché noi abbiamo un aumento dell'inflazione che non è determinato da una crescita della domanda. Di solito i prezzi aumentano perché i beni offerti sono minori della domanda e dunque i prezzi tendono ad aumentare. Invece qui abbiamo una crescita dell'inflazione e abbiamo contemporaneamente una diminuzione dei salari. Non è che sono rimasti uguali,
perché la crescita dell'inflazione che cosa comporta? Che se prima io con 100 euro potevo acquistare tot merce, oggi invece con 100 euro ne compro di meno. Dunque continuano a crescere i prezzi, la vita è diventata difficile per tutto, aumentano le tariffe, è aumentato il costo dell'energia, delle abitazioni, abbiamo visto il dramma in cui ci troviamo. Insomma, la situazione meriterebbe, si sta creando una vera e propria bomba sociale e mentre c'è tutto questo noi abbiamo il governo centrale che si occupa di come riformare la Costituzione, che invece dovrebbe essere sacra a mio avviso, si occupa di vedere come fa qualche condono per chi evade, non per le persone per bene che invece poi magari sono costrette, diciamo, anche a gesti estremi, che insomma mi ha molto colpito, diciamo, l'intervista di quel signore, e di uno Stato che si accanisce con i più poveri fondamentalmente. Abbiamo, diciamo, un sistema che ha preso di mira le fasce più deboli della popolazione, le fasce più vulnerabili, che non affronta il problema di 6.000 poveri assoluti, di 5.000 poveri sulla soglia della povertà, di giovani che rischiano di essere senza futuro, e c'è un baloccarsi rispetto a parole d'ordine, mettendo in campo tante di quelle questioni che non affronta nessuno dei problemi reali che hanno le persone. Dunque bisognerebbe fare un'opera di svelamento, ecco perché è fondamentale il ruolo dell'informazione. E l'informazione che diamo è anche la nostra Costituzione italiana, che è una delle più belle, più sagge. Qualcuno adesso la sta mettendo in dubbio, vedremo come andrà a finire, però io continuo a leggerla perché questa mattina riguarda proprio i cittadini, i diritti e doveri dei cittadini. Titolo primo, rapporti civili, articolo 13. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Allora, Presidente Bertorelli, lei sa che io porto sempre testimonianze importanti, ma questo è quello che è scritto sulla carta, sulla Costituzione, ma quello che si fa è un'altra cosa. Avete sentito questo uomo disperato che dice forti con i deboli, ed è una verità. La legge è uguale per tutti? No, la legge è uguale per chi ha tanti soldi, per chi fa parte di cerchi magici, per chi arriva alla prescrizione, perché il processo costa una follia, ma ho tanti soldi, chi se ne frega, arrivo alla prescrizione, cancello tutto e vai. E il povero disgraziato non ce la fa, ma non ce la fa neanche arrivare a processo, perché durano una vita e sono costosissimi. Capisce che questo cittadino è con le spalle al muro. Ci hanno tolto perfino le preferenze. A livello nazionale non abbiamo neppure la preferenza. Calano tutto dall'alto, senza curricula, senza niente, non sappiamo neanche chi votiamo. Spalle al muro complete, aumenti. Ho telefonato una signora di Treviso, la Nadia, l'ho pagato a 3 euro. Ma cos'è sta storia? Ma è il riso dell'anno scorso, non è il riso che hanno seminato. Capisce che il cittadino è con le spalle al muro. Per questo è importante questa class action che giustamente il professor Galimberti diceva basta, dobbiamo muoverci tutti qua. Cosa dice lei, Presidente, lei che appunto rappresenta i consumatori del Veneto? Rappresento i consumatori del Veneto e soprattutto ho il polso della situazione, Mirella, perché
Questa è la situazione esatta. I cittadini, i consumatori si sentono spalle al muro, ma non solo oggi, anche la situazione dei ragazzi che ho visto fanno la manifestazione con le tende, e naturalmente è utilissima perché mi trova d'accordo qualsiasi discesa in piazza per far valere dei diritti, gli stessi diritti che sono comunque sempre inseriti all'interno della Costituzione, all'interno dei codici, in questo caso della Costituzione, cioè il diritto allo studio. Ma naturalmente bisogna anche sottolinearlo, è un problema che esiste da anni, cioè queste problematiche sono state in qualche modo acuite dalla pandemia, che purtroppo è stato un evento imprevisto e imprevedibile, ma le problematiche per esempio degli affitti molto cari, molto elevati, esisteva da molti anni. Anche l'aumento delle bollette esisteva prima della pandemia, è inutile dirlo. Abbiamo Sandra da Treviso, poi continuiamo. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo fare un piccolo intervento su due argomenti. Il primo, che hai detto prima del riso, che la signora si lamenta che è a 3 euro, ma è il riso dell'anno scorso. Bisogna sempre ricordare, e parlo perché ho lavorato nell'alimentare per oltre 25 anni, che nel momento in cui, anche se i prodotti sono degli anni precedenti, nel momento in cui aumenta la benzina, il gas e l'energia elettrica, ovviamente tutto viaggia su ruota, e quando la scatola di riso viene portata al negozio, se l'anno prima il gasolio dell'autotrasportatore era 1 euro e adesso è 2 euro, ovviamente i costi aumentano. Il negozio che lo vende, se prima aveva l'energia elettrica e il gas a 1 euro, adesso ce l'ha a 2 euro, quindi non può più vendere il riso a 1,50 euro, deve recuperare i costi sulla scatola di riso. Quindi al di là del discorso della raccolta del riso, questi sono i meccanismi. Un altro veloce discorso, vorrei che uno dei suoi ospiti mi desse una risposta a questo mio dubbio. Allora, parliamo di aumenti delle pensioni. Sì, però, no, dopo rispondiamo, tranquilla, prego. Okay. Allora, aumenti delle pensioni, giusto e sacrosanto, perché sono effettivamente delle pensioni molto basse, però secondo me, come diceva il suo ospite in presenza, si arriverà veramente a una lotta sociale, perché cosa succede? Aumentiamo le pensioni, ok, quindi succede che una persona che magari si è dedicata alla famiglia, non ha lavorato o ha versato, dico io, 20 anni di contributi, arriverà a prendere, speriamo, 6, 7, 800 euro. Un'altra persona che magari ha lavorato 35 anni, magari a part-time, magari con lavori umili o comunque pagati poco, come possono essere le pulizie, le commesse, cioè lavori diciamo che non hanno stipendi esaltanti, arriveranno a prendere lo stesso. Cioè, e questa cosa secondo me non è giusta, perché cioè, ci deve essere una differenza tra chi ha versato i contributi e chi non li ha versati proprio a livello monetario. Vorrei una risposta. Sì, allora stai in linea un momento, perché penso che Elena Bertorelli, anche se manca pochissimo, la dobbiamo rispondere. Sì. Allora Elena, prego. No, volevo intervenire su quello che dice la signora Sandra nel rispetto naturalmente delle attività che ha svolto nella sua vita, però per quanto riguarda il riso, io qua ho un riferimento di un più 83,1%, come si riesce a giustificare? Se già in magazzino il riso, intendo, è stato acquistato a molti un tempo prima, no? Adesso io ho una differenza di un aumento del riso di un più 83,1%. Come lo giustifichiamo? Sandra? Io lo giustificherei nel senso che anche benzina, gasolio e gas sono andati al doppio. No. Ma serve un magazzino, Sandra, è il punto. Posso? Sì, allora aspetta un attimo, grazie Sandra, sentiamo anche via Fora come risponde. Ma io alla signora volevo rispondere su due questioni. Su una in cui ha perfettamente ragione, quando dice che bisognerebbe mettere un tetto, bisognerebbe costruire una garanzia pensionistica minima per tutti, soprattutto per chi ha versato anche dei bei soldini facendo un lavoro precario e che non può essere trattato come se non avesse lavorato. E poi bisogna assicurare una garanzia, una pensione per quella che io chiamo garanzia giovane, perché noi ci stiamo consumando anche il futuro, noi pensionati. Io sono un pensionato e rischio di mangiarmi la pensione di mio figlio, ok? E questo è un ragionamento. Sulla questione dell'aumento dei prezzi ha ragione la collega, perché
Certo che c'è stato un aumento dei carburanti, delle materie prime, che è stato molto attutito d'altra parte anche con forme di incentivo alle imprese e alle società, ma non ha avuto quella cosa lì, non ha avuto quell'andamento. C'è stato un elemento, tra virgolette, in molti casi speculativo, e si è utilizzato l'aumento dell'energia e la guerra come elemento per far crescere tutto. Cioè, anche in questa situazione di difficoltà c'è chi ci guadagna e chi ci perde. In questo caso ci perdiamo le famiglie normali, perché tutti gli altri hanno momenti di compensazione. Ma può reggere un paese in cui ci sono fasce che riescono a proteggersi perché possono aumentare i prezzi, possono far crescere cose, e ci sono fasce invece che pagano tutto perché un lavoratore c'è la crisi e non gli danno gli aumenti, non percepiscono mai nulla, le pensioni non vengono rivalutate tutte, dunque noi abbiamo un aumento delle diseguaglianze. Bisogna mettere un freno a questo aumento delle diseguaglianze. Allora abbiamo altrimenti... solo un minuto, ma vi inviterò ancora, segretario, e anche a Elena Bertorelli. Dobbiamo evitare che si faccia una guerra tra poveri. Ma questo i poveri stanno aumentando, avete visto nelle grandi città chi va ai banchi solidali, alle Caritas, avete visto chi ci va? Ci vanno le persone normali, l'operaio, anche il piccolo imprenditore che ha perso l'attività, l'artigiano, stanno aumentando in maniera incredibile nel silenzio totale, perché c'è il mondo del volontariato che sta mettendo la pezza dove non la mette la politica, tanto ci sono i banchi solidali. Elena, velocissima per i saluti. Sono d'accordo assolutamente con Mirella e naturalmente la lotta la continuiamo a fare come fa Mirella, come fa Emilio, il tuo ospite, Presidente Sunia, la facciamo anche noi, siamo comunque sempre a fianco dei cittadini e continuiamo a segnalare quello che ho appena detto alla signora Sandra che ha chiamato, perché abbiamo immediatamente lo studio di tutti gli aumenti di prezzi che sono stati fatti e ci siamo già attivati ancora da mesi per segnalarlo alle autorità competenti al controllo. Basta Elena, non ce la faccio più, grazie a Elena Bertorelli, grazie a Emilio Viafora, segretario regionale Sunia, Elena Casa del Consumatore Veneto, vi inviterò ancora, ma adesso ringraziamo gli infermieri con questo video che ci ha mandato il dottor Avruscio. La Rinascerai quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più. Abbracciati da cieli grandi, torneremo a fidarci di Dio. Ma in silenzio si respira un'aria nuova,
mi fa